Din, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Troviamo sulle sponde del fiume Iudrio tra Visinale e Cormons per parlare un po' di questa bellezza incastonata nel Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché ci sono importanti novità e soprattutto mantenere viva la tradizione. Sì, buongiorno a tutti, sono molto felice qui questa mattina come vicepresidente dell'Associazione Iudrio di poter parlare di questa bellezza naturalistica che abbiamo. Il fiume Iudrio è un fiume che viene definito più comunemente torrente piuttosto che fiume, perché l'acqua, diciamo, non ha lo stesso regime lungo il suo tratto, ma è variabile sostanzialmente, a volte anche si vede, a volte sparisce praticamente nelle sue profondità, quindi non è visibile sempre all'occhio umano, però è un fiume che ha delle bellezze straordinarie, perché è un fiume dal punto di vista anche storico molto importante. Quindi partendo da questo concetto, che è un fiume che ha sempre fatto da confine e per questo è un fiume internazionale, è un fiume che fa da confine fra Italia e Slovenia, ma se pensiamo ha fatto da confine fra due mondi, no? La parte del mondo occidentale e il mondo orientale, quindi la famosa cortina di ferro che naturalmente passava anche per qua e poi ha fatto dal punto di vista storico da sempre, da confine tra quello che era il patriarcato di Aquileia e i conti di Gorizia, fra la Serenissima e dopo l'Italia e l'Austria. Quindi se pensate ha un valore eccezionale questo fiume ed è veramente da dove parte, dal Kolovrat, è incontaminato e abbiamo la valle alta dello Iudrio, che è un posto straordinario che non tutti conoscono, è sostanzialmente anche poco abitato, ma è di una bellezza, le acque sono veramente limpide e incontaminate, per arrivare qui poi anche ad incontrare il Torre e forse la parte diciamo in cui siamo noi oggi è quella che presenta forse più problematicità dal punto di vista così della qualità delle acque. Certo. L'associazione Iudrio ha la sede a Cormons, a Brazzano esattamente, e naturalmente ha voluto prendersi un po' cura di questo fiume. Ha ripreso la sua attività con forza nel 2017 portando avanti il contratto di fiume Iudrio. Il contratto di fiume è uno strumento utile per mettere insieme tutta una serie di soggetti, sia pubblici che privati, proprio per prendersi cura di questo corpo idrico che ha delle qualità eccezionali, come vi dicevo. Ma forse qui, appunto, in questa zona qua, presenta più criticità. Perché? Perché se pensiamo che fino agli anni 70 più o meno, o anche forse un po' più in là, si poteva tranquillamente fare il bagno, oggi non si può fare, ad esempio, non è balneabile. E se pensiamo, ci sono moltissime foto storiche che testimoniano questa abitudine dei cormonesi di vivere lo Iudrio, e a molti cormonesi è rimasto nella memoria questo bellissimo ricordo e ci chiedono proprio di tornare in qualche modo a quei momenti in cui si poteva fare il bagno sullo Iudrio. Ma effettivamente ci sono dei discorsi così suggestivi che sarebbe veramente bello poter recuperare, come per esempio San Rocco, che ha una bellezza incredibile dal punto di vista storico, perché ci ricorda tantissimo la nostra storia, come le nostre tradizioni, com'era anche nel passato, il famoso ponte tra l'altro che è stato poi abbattuto, no? Che divideva Italia e Austria.
ma è una cosa straordinaria dal punto di vista paesaggistico, e se fosse recuperato e se ci fosse l'opportunità di fare nuovamente il bagno, i cormonesi avrebbero uno spazio meraviglioso. Ecco che ci si potrebbe riappropriare di questo angolo naturale che noi abbiamo e che forse neanche non ci accorgiamo di averlo, no? Allora, ecco perché è importante anche il contratto di fiume, perché come dicevo prima, noi siamo i soggetti promotori, perché abbiamo pensato, abbiamo spinto le istituzioni a prendersi cura di questo fiume. Il contratto di fiume è uno strumento che è messo a disposizione del Codice dell'Ambiente, e tra l'altro si stanno diffondendo molti contratti di fiume anche nella nostra regione. E allora noi, attraverso questo strumento che, come dicevo, mette insieme sia soggetti privati che soggetti pubblici, le associazioni, i comuni, il soggetto capofila, il Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina, e quindi stiamo andando avanti per attuare tutte quelle azioni che permettano il recupero di questo fiume, la qualità delle acque, il recupero anche delle sponde, le rogge che sono anche abbandonate, e noi vogliamo effettivamente valorizzarlo, renderlo fruibile e accessibile laddove è possibile, rendere fruibile e accessibile il fiume e quindi a raggiungere il fiume. Vorremmo che fosse valorizzato con cartellonistica, ad esempio, se c'è la possibilità di realizzare delle camminate o comunque dei luoghi in cui poter camminare e quasi seguire il suo corso, e vorremmo naturalmente che fosse conosciuto di più dal punto di vista anche storico, perché ripeto, la conoscenza di quello che è il fiume, di quelle che sono le sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche, in realtà è la carta vincente anche per far conoscere il nostro territorio e valorizzarlo. Ricordiamo che fa parte del bacino idrografico dell'Isonzo. Gorizia è candidata a città della cultura insieme a Nova Gorizia. Abbiamo un fiume che è di carattere internazionale, abbiamo una candidatura Collio Bird all'UNESCO. Mi sembra che siano tutti degli elementi utili per lavorare insieme e per riuscire a mettere in campo delle azioni che possano valorizzare e non abbandonare o comunque lasciare a se stesso questo fiume. Ricordiamo che è collegato anche a Rio Smiardar, dove insiste in questo momento un sito Natura 2000, e perché c'è una libellula rara tutelata anche a livello comunitario, e quindi anche questa cosa qui ci deve far capire che abbiamo un valore paesaggistico ambientale fondamentale da valorizzare, ma da tutelare, da preservare. Ecco che quindi tutte le azioni devono essere messe in atto in modo che tutti siano coscienti e consapevoli della ricchezza che noi abbiamo, della biodiversità anche che esiste all'interno di questo territorio. E poi, come Associazione Iudrio, noi ci teniamo tantissimo anche a far conoscere questa anche attraverso le diverse iniziative che abbiamo messo in atto in questi anni e che stiamo mettendo comunque in atto. Abbiamo fatto un concorso fotografico che ha riguardato dallo Iudrio, dalla parte alta fino alle nostre zone. Ci sono stati molti partecipanti, abbiamo 130 fotografie, speravamo di riuscire a fare una mostra nel mese di marzo, non siamo riusciti causa appunto questo lockdown. Sicuramente faremo quando c'è possibile, e quindi perché sarà anche in questa occasione qua ci sarà l'opportunità di vedere quello che il nostro territorio ci offre, le bellezze che ci offre. Inoltre le diverse camminate che abbiamo organizzato, che intendiamo comunque continuare ad organizzare, e gli incontri con gli autori, perché il territorio naturalmente è fatto non solamente da quello che vediamo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma appunto dalla storia e dalle persone che hanno reso importante questa parte di storia. Partiamo ad esempio da Brazzano. Brazzano ha avuto Dora Bassi, una pittrice, una scrittrice anche molto importante, contemporanea, che è morta nel 2007, e quest'anno sono i 100 anni dalla sua nascita. E Brazzano, perché è vissuta qui a Brazzano, anche se è nata a Feltre, è vissuta a Brazzano. Ma non dobbiamo dimenticarci poi Alfonso Canciani. Abbiamo tantissimi artisti sia del passato ma anche del presente, perché ricordando anche autori più recenti come Celso Macor, se guardiamo la parte ancora più in basso rispetto a quello che siamo noi oggi,
ma abbiamo un Fabian Gritz, abbiamo tante persone che legate al territorio hanno proprio cantato e ricordato il territorio cormonese e il fiume Iudrio. Ed è questo che è l'elemento affascinante, per cui noi siamo la nostra storia, siamo le nostre radici, e come Associazione Iudrio vogliamo raccontare questo. Abbiamo, lo dico, come vicepresidente abbiamo la fortuna anche di avere un presidente che è una persona di estrema cultura, di estrema importanza, che appunto è Hans Kitzmüller, e che naturalmente porta i saluti da parte di Hans, e che è appassionato di questa storia, e sicuramente la differenza la fanno sempre le persone, e quindi anche l'entusiasmo di chi rappresenta questa associazione è fondamentale per far conoscere. Poi abbiamo le attività che sono preziose, come il mulino Trussio. Allora, noi dobbiamo pensare che lungo il fiume Iudrio nel passato c'erano tantissimi mulini che purtroppo oggi sono dismessi, non ci sono più. L'unico mulino che è ancora attivo è quello del mulino di Trussio della famiglia Tuzzi, che da più di 100 anni che gestisce questo mulino e che ha saputo portare avanti l'attività con estrema attenzione e ha saputo stare al passo con i tempi, rinnovando la sua offerta soprattutto economica e commerciale. Questo significa che ecco come le attività si integrano perfettamente con quelle che sono le caratteristiche del territorio, guardando la sostenibilità ambientale, guardando alle peculiarità, proprio alle piccoli prodotti che però sono di grande qualità e possono contribuire appunto a rendere grande il nostro territorio, come ad esempio parlo anche del patto delle farine che il mulino Tuzzi ha saputo portare avanti. Quindi questa valorizzazione delle farine, anche dei grani antichi, che secondo me sono un ottimo strumento proprio anche da inserire all'interno della candidatura UNESCO, perché pensiamo che la candidatura porta avanti non solo vino ma proprio territorio, quelle che sono le culture e le culture locali, e che formano un tutt'uno e un'unicità di questo ambiente. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.